Benvenuti telespettatori appassionati di volley al consueto appuntamento settimanale con Sottorete per parlare di pallavolo regionale e iniziamo subito perché avevamo tanti contributi dai campi con l'Ab1 femminile, girone B, il girone nel quale militano le nostre tre portacolori. Iniziamo con l'Atomat che sconfigge Jesolo per 1-3 e questi 3 punti fanno davvero comodo alla squadra di Marco Relato che si avvicina ancora di più alla quota salvezza, obiettivo primario per la società udinese in questa stagione. A dare manforte al sestetto è arrivato un nuovo acquisto, Eleonora Carbone, palleggiatrice proveniente dalla New Volley Brindisi, che va a sostituire Letizia Ciani alle prese con alcuni problemi fisici. Dalla stessa squadra brindisina proviene Marta Agostinetto, che si è accasata invece alla corte dei Rossato, in quel di Porcia. Noi abbiamo approfittato di un amichevole tra le due formazioni che si è disputata qualche giorno fa e abbiamo intervistato entrambe le atlete. Abbiamo perso lo scoop perché la notizia è già uscita sui giornali, ma sicuramente abbiamo la prima intervista televisiva delle due ragazze a 2 giorni dal loro arrivo in Friuli. Nel mercato di gennaio è arrivata una nuova atleta per la Domo VIP Porcia, Marta Agostinetto. Ciao Marta. Ciao. Intanto benvenuta in Friuli Venezia Giulia. Marta viene dalla New Volley Brindisi, squadra che milita, sarebbe meglio dire militava nella B1 femminile girone D. E poi cosa è successo, Marta? No, niente, inaspettatamente da campioni d'inverno ci siamo ritrovate senza squadra. Poi i motivi sono dei più vari. Loro hanno detto che non erano economici, ma più di screzi tra i vari dirigenti. Noi in realtà non è dato sapere cosa è successo. L'ha detto anche Marta, campioni d'inverno, quindi una squadra che viaggiava a 1000, che andava benissimo e della quale tu sei un esponente insomma importante. Raccontaci un po' il tuo ruolo. No, niente, io sono un opposto come tanti opposti che ci sono. Nella squadra che avevamo prima comunque eravamo ben coperti in tutti i ruoli, avevamo un ottimo allenatore, uno staff molto preparato, il che ci ha permesso di crescere tutti assieme. Anche la più piccola, che ad esempio non aveva neanche mai fatto una B2, riusciva comunque a portare il suo apporto in campo in maniera definitiva, cioè decisiva. Il tuo arrivo a Porcia proprio di questi giorni, potrai già scendere in campo nella prossima partita? Sì, è tutto già fatto. Come è nato il contatto con la Domo VIP Porcia? A dire la verità mi hanno chiamato il giorno prima della chiusura del mercato. Poi essendo comunque una squadra di vicino casa, io sono di Ceggia, alla fine tra conoscenze, cose varie, avevano saputo che la squadra aveva ritirato il titolo e quindi mi hanno chiamato. Ci sono tue vecchie conoscenze, ci sono atlete con le quali hai già giocato? Non ho mai giocato con nessuno, ho sempre giocato contro, quasi tutti, almeno un terzo della squadra ci ho giocato contro. Ultimissima domanda, tanto per dare un'idea ai nostri telespettatori, la tua storia inizia a San Donà e poi procede con una carriera in A1, in A2, insomma raccontaci un po' brevemente se vuoi. Io ho fatto le giovanili a San Donà di Piave con Giuseppe Giannetti e alla fine grazie a lui sono riuscita ad approdare prima in A2, poi ho fatto un altro anno in A1. E tra le varie cose, tra studio o comunque vicinanza a casa, cose del genere, ho sempre deciso il campionato della categoria che pensavo mi vestisse meglio in quel momento. Allora, in bocca al lupo, speriamo di vederti presto in campo e subito vittoriosa perché insomma la Domo VIP ha bisogno di te. Grazie mille, ciao. Siamo con Eleonora Carbone, palleggiatrice appena arrivata all'Atomat. Come la tua compagna che abbiamo appena intervistato viene dalla New Volley Brindisi, anche per te è stata una sorpresa quello che è successo a Brindisi? Sì, nessuno se l'aspettava anche perché eravamo secondo in classifica nel campionato di B1, quindi lottavamo per fare i playoff per la Serie A. Al sud la Serie A femminile manca da un sacco di anni,
quindi è stata veramente una sorpresa poco piacevole, diciamo così. Sei arrivata qui all'Atomat proprio oggi, potrai già scendere in campo alla prima giornata di ritorno. E come sei stata contattata? Tramite il mio procuratore, io ero veramente preoccupatissima perché pensavo di non avere più mercato essendo una giocatrice giovane. Fortunatamente mi hanno contattato qui dall'Atomat e niente, sono stata fortunata, diciamo così. L'hai detto tu, sei giovane, quanti anni hai e come è iniziata la tua carriera? Io ho 22 anni, classe 92, da piccola facevo danza, 9 anni di danza, dopodiché grazie alla mia famiglia, perché da un lato e dall'altro, madre e padre, giocano oppure allenano, sono presidenti di pallavolo, mi hanno inculcato questa mentalità dello sport in squadra. L'Atomat, probabilmente te l'hanno già spiegato, è un po' in emergenza con i palleggiatori, nel senso che la seconda palleggiatrice è infortunata al momento e non si sa ancora. Questa è la prima amichevole che fai, perché tra poco si giocherà un amichevole contro il Porcia. Sì, la prima amichevole che facciamo con la squadra e il terzo allenamento che faccio con la squadra. Allora non ci resta altro che farti un in bocca al lupo e ringraziarti per il tuo bellissimo sorriso. Grazie mille, Crepi, ciao! L'abbiamo appena vista Marta Agostinetto, ma nell'ultima partita non è scesa in campo perché Mauro Rossato si è affidato a Sara Perrone per vincere e convincere in quel di Padova, conquistando 3 punti con un bel 3-1 sul campo proprio delle Ali Padova. Questo porta le ragazze di Mauro Rossato al terzo posto nel girone B a 30 punti, a soli 3 punti dalla capolista. Il prossimo turno si presenta piuttosto agevole per la squadra di Porcia, che dovrà affrontare in casa l'ultima in classifica, l'Union Volley Jesolo. E veniamo alla partita che abbiamo seguito nel fine settimana. L'avrete notato, manca una delle protagoniste di questo girone, ovvero l'Itas Cittafiera Martignacco, che è caduta per la prima volta sul campo casalingo contro però la prima della classe, Montale Modena. La squadra di Cuttini ci ha provato con tutti i mezzi a sua disposizione, soprattutto nel primo set. È stata una partita gradevole, vi raccomandiamo di seguirla anche nelle repliche sul digitale terrestre, ma andiamo subito a vedere cosa ci hanno raccontato le protagoniste e i protagonisti nel dopo partita. Siamo con Margherita Mascherino, una nostra vecchia conoscenza, l'anno scorso giocava all'Atomat Udine, un'ottima prestazione la tua oggi per una squadra capolista. Sì, oggi siamo state brave, arrivavamo qui consapevoli che era una partita difficile perché Martignacco non aveva mai perso in casa e quindi puntavamo a far punti perlomeno. E siamo state brave ad imporci dal secondo set a far vedere il nostro gioco e oggi direi che siamo state tutte brave, tutte. Infatti una squadra molto solida, mi è sembrata, forse meno appariscente ma molto concreta. Sì, la nostra forza è il gruppo, sicuramente. Non abbiamo, secondo me, dei singoli incredibili, non spacchiamo il pallone nei 3 metri, però giochiamo insieme, ci alleniamo insieme bene e questo si vede tanto poi in partita. Ultima domanda tra bocchetto. Ok. Qualcosa qui a Udine è rimasto, mi sembra? Ce lo confermi? Sì, io a Udine l'anno scorso ho lasciato un po' il cuore, è stato un anno difficile sotto tanti punti di vista, però ci torno sempre molto volentieri, di sicuro. Allora, grazie Margherita e in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao. Siamo con Camilla Giora. Nei momenti difficili bisogna chiamare le donne di responsabilità e oggi una partita non facile contro la prima, però peccato per quel primo set perso proprio i vantaggi. Sì, diciamo che non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco purtroppo, a parte appunto il primo set dove eravamo lì, non siamo riusciti a portarcela a casa e purtroppo non siamo andate in crescendo, ma al contrario dispiacere tanto perché lavoriamo tantissimo in palestra e nonostante loro fossero le prime in classifica speravamo di tirargli fuori qualche punticino, purtroppo non è stato così.
Niente paura però, perché comunque il vostro girone di andata è stato molto buono, anche al di là delle aspettative, con una squadra giovanissima. E come no, siamo contentissime, questa partita sicuramente non ci farà calare il morale e l'entusiasmo che abbiamo messo fino ad ora. I risultati sono stati qualcosa di bellissimo e quindi continuiamo su questa strada e affrontiamo il girone di ritorno con ancora più grinta e consapevolezza dei nostri mezzi. Allora, grazie Camilla e alla prossima. Alla prossima, ciao! Altra donna di responsabilità questa sera, dopo Camilla Giora, Lara Caravello, il capitano. Tu hai fatto un'ottima partita cercando di mettere delle pezze dappertutto contro una squadra che però ha saputo puntare i vostri punti deboli. Sì, loro hanno giocato molto bene, soprattutto anche in difesa, non ci aspettavamo così azioni molto lunghe, poi loro hanno quella marcia in più e non a caso sono prima in classifica perché anche dopo 2, 3, 4 azioni mettevano sempre giù la palla nel posto giusto, nel momento giusto, quindi brave loro e diciamo si confermano le prime della classe. Una cosa che ho notato oggi è che nel momento della difficoltà le veterane, che è strano dire perché siete tutte e due classe 94, tu e Debbie prendevate tantissime responsabilità. Questo è vero o è solamente una sensazione che posso avere io come spettatrice? No, Jacopo ci ha chiesto espressamente a me e Debbie, dato che siamo qua un po' da più tempo, di prendere un attimo in mano la squadra e aiutarla nelle difficoltà. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta completamente, abbiamo cercato in tutti i modi e oggi è andata così. E comunque sicuramente mi unisco a tanti degli spettatori che siamo qua, infatti complimenti per questo campionato che sta andando comunque molto bene. Assolutamente sì, non ce l'aspettavamo e adesso vediamo di continuare però sull'onda del prima parte di campionato. Jacopo Cottini, dopo una partita particolarmente complicata, forse ancora fuori dalla vostra portata? Purtroppo sì, nel senso che loro hanno dimostrato quello che insomma sapevamo, avendole analizzate, avendo un po' visto il campionato che hanno fatto. Loro sono una squadra con grossi equilibri in tutte le fasi, difficile mettere in difficoltà. Noi abbiamo provato dall'inizio a partire forte, a battere forte, in casa ci riesce abbastanza bene, l'abbiamo fatto. E loro, pur soffrendo un po' in ricezione, sono riusciti lo stesso a risolvere tante situazioni. E poi con un muro molto alto, ben presente, che ha dato una grossissima mano alla loro difesa, la palla non cadeva mai. E ci hanno trovato una squadra che ha difeso più di noi a casa nostra, quindi insomma merito veramente a loro. Una squadra che a differenza di altre di alta classifica che si sono fatte vedere qua, appunto, ha rigiocato tantissimo e ha un po' assecondato la vostra tendenza a giocare 2, 3, 4 anche volte la palla e trovando sempre soluzioni diciamo non scontate. Beh sì, quello è il bello, diciamo anche loro, è il bello di giocare con squadre così, con squadre forti, ripeto, con grossi equilibri, che sanno giocare bene, hanno tante armi. Ci sono state azioni veramente divertenti, nel senso che sono durate veramente 4-5 ricostruzioni consecutive in cui noi ci abbiamo messo veramente l'anima per tenere su sta palla e loro altrettanto. Purtroppo, dico per noi, è merito loro hanno trovato spesso comunque dopo la quarta, quinta ricostruzione le soluzioni e anche gli attaccanti insomma, per andare a risolvere le situazioni, quindi insomma brave. Ultima nota, abbiamo intervistato Lara Caravello e Debbie Diane, comunque sempre grandissima presenza in campo. D'altronde sono le veterane, nonostante abbiamo 20 anni, sono le veterane un po' di questo ciclo, di questa squadra e quindi difficilmente non si fanno trovare pronte anche situazioni così difficili, anche con squadre così forti. Il loro contributo lo danno sempre, io so che posso tranquillamente affidarmi a loro. Oggi, perché magari da fuori non si vede tanto, oggi ho dato più responsabilità anche più del solito, soprattutto in certe fasi, certe rotazioni di ricezione, hanno preso veramente quasi tutto il campo, hanno preso alla maschile quasi, nel senso che loro hanno fatto un ottimo lavoro, quindi veramente complimenti anche a loro. Allora, grazie Jacopo e comunque complimenti per un girone di andata che insomma senza
dubbio è andato bene. Senz'altro, è quello che ci permette un po' adesso di giocare, di allenarci e giocare anche partite così complicate senza l'ansia veramente di dover per forza far punti. Dovremo farli, non siamo ancora salvi, però insomma riusciamo ad allenarci con un certo tipo di tranquillità, quindi merito di questo girone d'andata che ci ha permesso di avere una situazione un po' tranquilla, e quindi adesso stiamo lavorando con più tranquillità. Rientriamo in studio solamente per ricordarvi che nel prossimo fine settimana seguiremo in diretta streaming, molto facile, basta andare sul sito www.fvgsportchannel.com e cliccare diretta volley. Seguiremo, dicevo, la partita della Domovip Porcia in casa contro Jesolo per rimanere sempre agganciata ai primi posti. È davvero tutto per la prima parte di Sottorete, ci rivediamo dopo la pubblicità. Ben ritrovati alla seconda parte di Sottorete per continuare a parlare di volley e per continuare a parlare di B2 femminile con il Talmassons che vince in poco più di un'ora contro la Full Spot Padova e conferma il primo posto nel girone D. Tallonata ad un punto solo da Frate Santa Giustina e sarà una sfida che andrà fino alla fine del campionato, almeno secondo i miei pronostici. Frate, anch'essa vittoriosa e seguita a 7 punti da un'altra regionale, al terzo posto la Libertas Trieste. Diamo un'occhiata anche cosa hanno fatto le altre regionali. Chions non va oltre il 3-0 contro il Giorgione e rimane terzultima, comunque vicina alla zona salvezza, mentre la San Giorgina perde sul difficile campo della Spes per 1-3. E ora cambiamo un po' ambito, andiamo a occuparci di pallavolo maschile con un match che si è giocato in questo fine settimana davvero sentito tra Viteria 2000 Prata e Pallavolo Motta. È stato uno scontro da mezzogiorno di fuoco, una partita davvero sentita, un vero e proprio derby con un palazzetto bollente. Pensate che i tifosi di Motta avevano chiesto 300 biglietti per entrare e tifare la propria formazione, ma è stato possibile distribuirne solamente 150. Un tifo che è stato veramente l'uomo in più per i ragazzi del professor Sturam, che hanno avuto la meglio con un netto 3-0. Noi c'eravamo, è stato un bellissimo spettacolo per tutti quelli che hanno potuto vederlo e vi facciamo vedere le interviste che abbiamo raccolto nel dopo partita. Andrea Radin, dopo una strepitosa vittoria della Viteria 2000 Prata, tu sei uscito alla distanza. All'inizio ho chiamato meno in causa, poi il Calderanti ha chiamato veramente spessissimo in un finale direi veramente caldo. No, è stato un finale caldissimo, è stata una partita combattuta, il Motta non ha mai mollato, ci sono stati degli scambi veramente di alto livello. Alla fine abbiamo tenuto botta al secondo set, abbiamo un attimo calato, però ci siamo ripresi dalla sconfitta dell'altra volta e con un pubblico così la carica ti viene da sola. L'hai detto tu, un pubblico così la carica ti viene. Si gioca in un altro modo con un pubblico che ti dà un sostegno del genere? Assolutamente sì, già abbiamo tanto pubblico durante le partite, oggi c'è ancora di più. Merito anche al Motta perché è stata una gran battaglia e ci siamo riscattati anche dalla prima partita d'andata che abbiamo perso con loro. Solo 3 partite perse fino adesso in un giro di andata estremamente positivo. E dove può arrivare questa Viteria 2000 Prata? Beh, adesso andiamo partita per partita, punto su punto. E anche le squadre adesso non c'è nessuna squadra a materasso, quindi ogni partita è una battaglia. Adesso vediamo dove ci porterà. Adesso abbiamo il Montecchio che è la prima in classifica sabato e da lì è una bella scommessa. Maniero l'opposto di questa Viteria 2000 Prata, ne abbiamo parlato già con Andrea Radin, un derby sentitissimo questo. Noi siamo una squadra neopromossa, loro sono la corazzata sulla carta che doveva vincere il campionato, che probabilmente sanno ancora le carte in regola per farlo. All'andata ci siamo trovati molto in difficoltà, come prima partita di campionato di categoria
abbiamo fatto fatica, un po' di paura, prima partita di campionato. Adesso invece che siamo rodati abbiamo lavorato molto durante la settimana, le ultime 2 settimane. Abbiamo lavorato molto sul fondamentale della battuta, che è andato benissimo, e anche su quello della difesa, e alla fine i risultati si sono visti. Una domanda un po' più difficile: se dovessi definire con una parola la tua squadra, come la definiresti? Super! Allora direi di concludere con questo, grazie Emilio. Ma anche il pubblico, non solo la squadra, molto dipende anche da loro. Luciano Sturam, una partita che difficilmente poteva andare meglio di così. Ma sicuramente soprattutto sul piano della determinazione, della grinta, della voglia dalla prima all'ultima palla di ottenere un risultato per noi molto importante. Questo risultato intanto significa sorpasso, perché era seconda contro terza e quindi a questo punto siete sicuramente secondi. Quello che ci ha stupito in questa partita è stata anche la concentrazione che i ragazzi hanno saputo mantenere contro una squadra dotata sotto ogni punto di vista. Sì, direi che soprattutto gli stimoli che ci dà questo pubblico in questa situazione qua ha dato un contributo notevole perché i ragazzi entrassero in campo con molta determinazione e con molta voglia, e sicuramente l'aspetto più probante di questa gara è che abbiamo mantenuto questa determinazione anche nei momenti in cui non abbiamo giocato benissimo. E anche questo è vero, ma oltre alla determinazione anche proprio la concentrazione, cioè organizzazione di gioco anche nel momento in cui magari qualche conclusione veniva a mancare, qualche fondamentale faceva, c'era qualche difficoltà in più. Sì, di questo vi ringrazio, anche perché vuol dire che avete visto una squadra abbastanza ordinata in molte circostanze. Avevamo fatto delle scelte sui loro schiacciatori, siamo riusciti a mantenerle. Quando hanno cambiato qualche aspetto tattico siamo riusciti ad adeguarci in tempi abbastanza brevi, quindi sono molto contento anche dal punto di vista tattico proprio, del comportamento. Un'ultimissima domanda sulla prossima: andate a casa della capolista, come vi preparerete per quella partita? Sappiamo benissimo le difficoltà che incontreremo nella prossima partita, perché il Montecchio è primo, sicuramente, anche se non conosciamo ancora il risultato, oggi aveva una partita estremamente abbordabile, per cui sicuramente sarà ancora più primo, e dovremo pensare ad un'altra guerra in termini buoni, nel senso di metterla molto sul piano della competizione con loro. Allora grazie e ancora complimenti. Grazie a voi, arrivederci. Rientriamo in studio per rinnovare i nostri complimenti alla società di Prata di Pordenone e fare naturalmente il nostro in bocca al lupo per la prossima importantissima partita. E rimaniamo in ambito maschile con la B2, con un altro derby molto sentito tra Sloga Tabor Televita e Olimpia Gorizia. Lo Sloga Tabor ha vendicato la prima partita di campionato, durante la quale aveva perso contro Gorizia, è riuscita a rifarsi ma solamente al quinto set. L'Olimpia Gorizia si conferma così al quarto posto, a pari punti però con la terza, 27 punti, in un girone che è ancora molto indeciso. Tutti i giochi sono aperti e quindi davvero per tutti i tifosi e gli appassionati di volley un girone da seguire fino all'ultima giornata. È proprio tutto anche per la seconda parte di Sottorete. Mi rimane il tempo di ricordarvi lo streaming della partita tra Domovip Porcia e Union Volley Jesolo questa domenica alle ore 18, e vi lasciamo con le migliori azioni, le migliori immagini che abbiamo raccolto nel fine settimana. Ci rivediamo alla prossima puntata di Sottorete.